Buongiorno Massimo, qual è il tuo ruolo in azienda oggi? Lavoro in Komatsu Italia Manufacturing e mi occupo di produzione prevalentemente, quindi sono direttore di produzione e anche di ingegneria di produzione, però ritengo che il mio ruolo più importante sia quello di motivatore e di essere un bravo leader e una guida per il mio staff e per i miei ragazzi. Da quanto tempo rivesti questo ruolo? Oramai rivesto il ruolo di direttore di produzione da 14 anni, sono stato nominato nel 2008, però nel frattempo, dopo questo percorso, ho acquisito anche, come dicevo, ingegneria di produzione per poi manutenzione e recentemente, 6 mesi fa, mi è stato assegnato anche il production planning e control. Ma il percorso è stato abbastanza lungo, insomma, è ampio. Io lavoro in questa azienda oramai da 36 anni, quasi 37, e ho avuto un po' varie esperienze, non sono partito subito come direttore naturalmente, non sono stato assunto con questo ruolo, sono partito come operaio, insomma, quindi ho avuto vari step e quello che mi ha guidato a ricoprire il ruolo attuale è la voglia di imparare, il mettermi sempre in gioco, cercare di comprendere cose nuove, non pormi mai limiti mentali o particolari. Io sono sempre stato uno che ha amato le sfide, che ha amato sfidare me stesso, insomma, quindi questo mi ha molto motivato e fortunatamente l'azienda in cui lavoro è un'azienda in cui questi stimoli erano ben recepiti. Qual è stato il percorso che ti ha portato a rivestire un ruolo così centrale e fondamentale all'interno della tua azienda? È un percorso che io ho sempre affrontato sfidando me stesso e sono stato assunto a suo tempo come saldatore, ero operaio, insomma, però ho sempre amato sfidarmi, imparare cose nuove. In tutti questi anni ho sfidato me stesso, ho lavorato con le persone, ho acquisito molto dalle loro competenze, dalle loro esperienze e questo mi ha consentito di arricchirmi. E quello di cui mi ritengo fortunato è che questa azienda, l'azienda in cui lavoro, crede molto nelle persone e nella qualità delle persone. Quindi mettendo al centro la persona ho avuto la possibilità di raggiungere il livello che ho raggiunto. Come motivare le persone? Innanzitutto cerco di motivarle sfidandole a cosa desiderano, a cosa vorrebbero di più. L'ambiente di lavoro è un ambiente molto rigido, però io cerco sempre di dirgli: ma tu cosa faresti domani di diverso da quello che stai facendo oggi per migliorare il tuo posto di lavoro? Pensa come migliorare la tua vita non solo all'esterno ma anche all'interno dell'azienda. Tu ti devi dare degli obiettivi, ti devi dare delle visioni su cui vuoi arrivare e dove vuoi arrivare, perché se non crei questi presupposti non riuscirai mai a raggiungere i risultati. Quindi come le motivo? Le motivo con degli obiettivi. Ti dico cosa puoi fare tu per migliorare te stesso e per migliorare gli altri. Progetti di cui sei responsabile, come identifichi le criticità e quali sono? Nei miei progetti le difficoltà maggiori con cui ho a che fare sono le persone che lavorano nei progetti, quindi già le ho identificate, perché molte volte le persone sono spaventate, okay, dai progetti, dai traguardi da raggiungere, eccetera, quindi quelli sono dei vincoli abbastanza importanti. Quindi partendo da questo presupposto e cercando di lavorare con le persone nei progetti, già lì affronto e cerco di risolvere o di gestire e mitigare quelle che sono delle criticità importanti. Naturalmente poi dal progetto nascono altre criticità legate ai processi e ai progetti su cui sta lavorando, però io ritengo che quello è un aspetto più tecnico che facilmente, una volta raccolti i dati, analizzati i dati e lavorato sui dati, si possa risolvere con più facilità. La parte più difficile su cui lavoro è creare quella voglia alle persone di lavorare senza criticità o paure legate ai progetti. È difficile a volte misurare un progetto e dire se è andato a buon fine o meno, ammesso che quando il progetto è fatto lo misuri appunto con dei dati che hai raccolti, la SIS, come hai fatto il cambiamento, dove sei arrivato. Però io cerco di misurare il processo o il risultato che ho ottenuto dal sorriso dei miei ragazzi. Quando hanno lavorato bene e sono soddisfatti, vedo in loro la soddisfazione del lavoro che hanno fatto. Per me quello è un grande successo. Vedere il mio staff che dice abbiamo lavorato bene, anche se il risultato poi non è stato quello atteso, ma vederli che hanno lavorato bene, che stanno lavorando un progetto che è stimolante, che li sta impegnando, ma vederli contenti, per me è già un risultato e un raggiungimento bellissimo. Qual è il tuo sogno nel cassetto, Massimo? Perché la domanda è al singolare? Ne ho parecchi, cioè realizzarmi ancora, vedere crescere il mio staff, vedere i risultati raggiunti in azienda, vedere un'azienda che prospera per il futuro. Come pensi si evolverà la tua azienda, il tuo ruolo in un complesso attuale così complicato e condizionato anche da fattori non solo interni ma soprattutto esterni? Io ritengo che le sfide attuali, la velocità attuale ci costringe a cambiare con una frequenza molto più alta. Io penso a un manager di 30 anni fa progettava qualcosa che durava 10, 15, 20 anni. Adesso progettiamo cose che hanno un ciclo di vita molto breve perché le tecnologie sono talmente veloci che cambiano radicalmente, quindi dovremo cercare di essere anche noi molto più veloci, più flessibili, più elastici, a essere più ecosostenibili, quindi cercare di progettare aziende che siano sostenibili a livello territoriale, che siano
il meno impattanti possibili, e questo è un impegno notevole. Questo significa avere anche sicuramente competenze di carattere diverso, significa il bagaglio personale, il know-how con cui siamo abituati a lavorare. A differenza del passato dobbiamo essere anche più psicologi forse. Il nostro futuro sta cambiando in maniera velocissima, le persone che vedo che le nuove generazioni che entrano nel lavoro non hanno la mentalità o la cultura che avevamo noi e io non posso trattare loro come io venivo trattato. Io devo cambiare, devo migliorarmi e devo cercare di essere il più flessibile, il più vicino possibile alle esigenze che ci sono adesso. Posso immaginare un futuro fra 5, 6, 10 anni che sia completamente diverso da quello attuale. Cioè, dobbiamo veramente come manager fare un passo in più a livello evolutivo per cercare di essere più open mind sotto questo aspetto. Grazie Massimo per aver condiviso con noi la tua esperienza, il tuo percorso e la tua visione. È stato un piacere, grazie anche a voi.